Da tempo associazioni e cittadini sottolineano come nella zona tra Feltre e Pedavena ci siano troppi investimenti di persone, anche alcuni con un esito mortale, e chiedono di investire per garantire la sicurezza. Lo ha fatto più volte l'associazione Feltre in Bici, che nel marzo scorso ha diffuso una lettera aperta per porre l'accento sul tema della sicurezza della strada, in quel caso dopo l'investimento di un pedone lungo via Bagnol sul Ses. Questo è l'ultimo paragrafo dell'articolo che sto leggendo dal Gazzettino di Belluno, a firma di Olivia Bonetti, e si riferisce purtroppo all'ennesimo incidente stradale, all'ennesimo investimento di una persona. Una donna di 60 anni è stata travolta mentre attraversava sulle strisce ed è in condizioni gravi all'ospedale. Dicono però i medici che non è in pericolo di vita. Stava attraversando sulle strisce pedonali quando, per cause al vaglio dei carabinieri, è stata investita da un'auto che stava sopraggiungendo in quel punto. È in gravi condizioni all'ospedale di Feltre questa donna, che è stata travolta ieri poco prima di mezzogiorno in comune di Pedavena. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ieri pomeriggio era ancora in fase di valutazione da parte dei medici e la prognosi è riservata. Allora, viene un attimo ricostruito i fatti. È anche da sottolineare che la donna che ha investito, che ha causato questo investimento, si è poi comportata nel modo corretto, perché si è fermata, ha assistito, ha allertato il 118. Ecco, insomma, è da capire come mai sia accaduto questo fatto. Erano le 11.55 quando è avvenuto l'incidente su via Giovanni Luciani in comune di Pedavena. Dice l'articolo sul Gazzettino: una strada dove in alcuni tratti vige il limite anche dei 30 all'ora, vista la zona residenziale, e che è dotata di passaggi pedonali rialzati. La donna feltrina, 39 anni, alla guida della sua Toyota Yaris, stava procedendo sulla via quando non sarebbe riuscita ad evitare l'impatto con il pedone, e la sessantenne travolta è finita a terra e c'è stato l'impatto violentissimo che le ha causato gravi ferite. L'automobilista si è subito fermata per prestare soccorso e ha allertato il 118. Ci sono altri particolari nell'articolo, lascio a voi la lettura. Qui siamo a pagina 9 del Gazzettino di Belluno, e state seguendo la rassegna stampa di Radio Piave in blu, realizzata da noi giornalisti dell'Amico del Popolo, che trovate anche, oltre che su Radio Piave, appunto sui nostri social dell'Amico, sulle pagine Facebook, YouTube, Instagram, Blue Sky, dappertutto, insomma. Allora, associo a questa notizia, anche se non c'entra, ma associo un tema a cui il Corriere delle Alpi dedica un paginone, e fanno bene, insomma, perché ci sono i dati, a proposito di strade e di incidenti stradali, della Polizia Stradale del Veneto, e i dati sono questi: meno alcol, ma più droga e telefonini. Questo è un virgolettato che riassume la situazione. La Polstrada del Veneto avvia i controlli. Barbara Barra, dirigente del compartimento, analizza la situazione con le nuove norme. La novità più significativa riguarda la mini sospensione della patente. Allora, dunque, quali sono, viene chiesto, secondo lei, le nuove regole a cui gli automobilisti dovranno prestare più attenzione? Questo ci interessa perché sapete appunto che c'è stata una riforma del codice della strada. La novità più significativa, dice Barra, delle recenti modifiche è la sospensione breve della patente. La cosiddetta mini sospensione riguarda tutti i conducenti con meno di 20 punti sulla patente, che possono incorrere in un periodo di sospensione di 7 giorni se compiono violazioni come il mancato rispetto della precedenza, l'inosservanza dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso, il mancato scusatemi, uso delle cinture di sicurezza, l'uso irregolare del casco. Se poi il conducente ha meno di 10 punti residui, i giorni di sospensione diventano 15. Inoltre la durata della sospensione raddoppia se il guidatore provoca un incidente stradale, anche nel caso in cui non ci siano altri coinvolti. In termini numerici le viene chiesto che cosa dicono i dati del 2024, quindi i dati freschi di quest'anno, su incidentalità, guida in stato di ebbrezza e multe per i telefonini.
Attenzione, eccolo qui il dato, se volete, un po' sorprendente. L'analisi dei dati riferiti all'attività svolta nell'anno in corso in tutte le province del Veneto, esclusa Belluno, evidenziano, a fronte di un maggior numero di persone controllate, più 6%, una riduzione del numero dei conducenti ubriachi alla guida, meno 15%. Sono in aumento invece i numeri di chi si mette alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, più 14,5%, oppure di chi usa il telefonino. Allora ricordiamoci che anche le famose canne, che c'è tanta gente sostiene che sono dello stesso valore di una sigaretta e così, non è vero, sono stupefacenti, e io credo che in questo più 14,5% rientri anche la forte diffusione di questo tipo di stupefacenti, la maggior diffusione rispetto a qualche tempo fa, no? Ecco. Quindi insomma, se volete questo approfondimento sulla strada, sul codice, lo trovate a pagina 10 del Corriere delle Alpi. Corriere delle Alpi che in apertura ci mostra questi temi che volevo sottolinearvi. Vabbè, a livello locale un villaggio per la polizia, dopo il villaggio per gli atleti a Fiammes a Cortina per le Olimpiadi di Milano Cortina 26, si sta ragionando sulla necessità di creare un villaggio per gli agenti. La struttura verrebbe costruita a Cortina. Intanto Confindustria rilancia, la fondazione apra un ufficio di rappresentanza a Belluno. Giochi, non si sa dove ospitare gli agenti e spunta l'ipotesi di un quartiere militare prefabbricato. Siamo messi così. Dunque, sulla prima pagina del Corriere delle Alpi la foto centrale è dedicata al nuovo cinepanettone girato a Cortina. Massimo Boldi torna a Cortina tra battute e ricordi. Il comico celebra in questo fine settimana i 25 anni di Vacanze di Natale 2000. Forse vi ho detto male, non si riferisce al nuovo film che è stato girato appunto, ma alla celebrazione di quell'altro film che aveva avuto successo. Dunque, in consiglio lo Statuto Ladino, prove di dialogo per 3 comuni con i secessionisti. 3 consigli si riuniscono a Cortina per avviare un dialogo più stretto con i ladini. Mancano i soldi per allargare Ponte Moline. Beh, su questo discorso dei ladini, permettetemi di dire ancora una volta, ricordiamoci che il fenomeno del ladino è un fenomeno linguistico, che poi nella zona ex tirolese è stato caricato di un valore identitario, etnico e storico, ma è fenomeno linguistico, e se lo analizziamo dal punto di vista linguistico vediamo non solo che la presunta unità dei 3 comuni ex asburgici dal punto di vista linguistico non c'è, perché Cortina sta col Cadore. Cortina parla un dialetto di tipo cadorino, non parla un dialetto di tipo atesino come Livinallongo. Colle Santa Lucia poi è a metà, perché è di fondazione cadorina, ha avuto l'influenza sicuramente del ladino ex tirolese, diciamo, però di fatto insomma adesso parla un dialetto che non è poi così lontano da quello di Alli, che insomma è un alto cordevole, insomma, un dialetto dell'alto cordevole in sostanza, ok? Ecco, insomma, quindi bisogna sempre ricordarsi, aver presente, noi bellunesi almeno cerchiamo di saperle queste cose, col rispetto della storia, chiaramente, perché comunque la storia va rispettata. Questi 3 comuni fino alla prima guerra mondiale appartenevano a un altro stato. Ecco, Cortina solo da un po', perché apparteneva da 4 secoli dopo il passaggio, dopo che praticamente era passata dal Veneto, diciamo così, dai, per farla breve, insomma, a Bressanone, ma Cortina è ovviamente di fondazione cadorina, non per niente il dialetto è cadorino, non per niente gli Asburgo avevano consentito a Cortina di continuare a governare il proprio territorio secondo il proprio statuto, che era lo statuto del Cadore. Quindi insomma, dai, questa è la storia, ecco. Dopo insomma, se si vuole caricare anche di valore politico o altro, insomma, si faccia pure, ecco. Dunque, questo per quanto riguarda la prima, però in prima c'è un fatto che è accaduto a Treviso su cui mi interessa attirare la vostra attenzione perché è gravissimo. Violenza tra i giovani, parla la madre di una minore coinvolta a Treviso. Dunque, guardate cosa sta succedendo. L'ultimo esempio è quello di Treviso, dove una decina di ragazzi hanno partecipato all'aggressione di un coetaneo, poi ferito al collo con cocci di bottiglia. È grave il ragazzo. Casi di violenza giovanile si registrano in tutto il Veneto. I protagonisti fanno abuso di sostanze
e hanno piccoli precedenti. Lo sfogo della madre di una di loro. Da 4 anni provo a salvare mia figlia, ma noi familiari siamo soli. Ma insomma, vabbè, non credo che i familiari siano soli, però che ci sia un problema di come gestire questa deriva, il problema c'è. L'identikit dei protagonisti, noi strafatti di chetamina, droga, il vuoto dentro e zero regole. Sono giovani o giovanissimi, non sono criminali professionisti, ma ostentano la stessa indifferenza verso le forze dell'ordine dei banditi di lungo corso. Emergenza educativa che investe 2 generazioni, è il parere del sociologo Bettin. Le radici di questa violenza giovanile? Siamo di fronte ad una vera emergenza educativa che investe ben 2 generazioni, spiega Gianfranco Bettin. A questo il Corriere dedica tutto il primo sfoglio perché il fatto di Treviso è gravissimo. Allora ci sono foto di risse che coinvolgono ragazze sempre più spesso, baby gang, nuovo fronte della violenza e l'altro titolo a pagina 3, mia figlia fuori controllo, noi siamo soli e stremati. Questo tema è in grande rilievo anche sul Gazzettino. Adesso vi mostro dove in pagina 11 del Nazionale, adesso ci arrivo, perdonate un attimo, ecco qui c'è addirittura la fotografia del momento dell'aggressione, vedete sangue a terra, le persone attorno, Treviso, paura in centro, sgozzato con una bottiglia da 2 ragazzine drogate, hanno 17 e 19 anni, le giovani indagate per il tentato omicidio durante una rissa, sporche di sangue, sfrontate, arroganti davanti agli agenti e ai genitori in questura. Vi leggo solo quest'ultimo paragrafetto. Italiane di seconda generazione hanno negato l'evidenza, forse anche perché alterate dalle sostanze assunte. Quando prima si diceva strafati di chetamine, no? Tanto da non potersi neanche rendere conto di quello che stanno combinando. Vediamo solo un attimo la prima del Gazzettino di Belluno e poi ci salutiamo. Si intasca il patrimonio della sorella, condannato un imprenditore bellunese. La foto centrale, da Sospirolo a Masterchef, promosso il contadino Simo. E qui c'è la fotografia, piace la ricetta nido di pita con uova e agretti. Belluno sequestrati 2000 articoli natalizi non sicuri. Questura il congedo di Zerilli, il questore. Qui c'è un forte rispetto della legalità. La donna investita, abbiamo detto prima, Bottacin e Caner contro la secessionista Livinallongo. Borgo Valbelluna, Ceramica Dolomite, i sindacati pronti a chiedere la convocazione al Ministero. Eccoci, con questo ci fermiamo. Io vi ringrazio per aver seguito questa nostra rassegna stampa. Metteteci un like, una condivisione se vi piace, se lo trovate un servizio utile. Vi auguro di passare un buon sabato e anche una buona domenica. Ciao a tutti, un abbraccio da Luigi Guglielmi.